non abbiate paura, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate piuttosto paura di colui che ha il potere di far perire nella Geenna l'anima e il corpo. 2 passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, voi valete più di molti passeri. Queste sono parole di Gesù. Le ho volute leggere perché mettono insieme la figura di Barbara, questa giovane, un po' più grande di voi, che aveva un sogno grande e senza paura l'ha portato in fondo, anche a costo della vita. È bello vedere tanti giovani e dirgli questa frase: non abbiate paura, non abbiate paura. Voi avete paura come tutti, avete paura di non essere adeguati, all'altezza, avete paura che qualcuno non vi capisca, che non vi ami, avete paura, tutti abbiamo paura, non dobbiamo far finta di non averne. L'invito che ci viene da questa grande martire, Santa Barbara, che ci viene da questo luogo, che ci voleva coraggio, ad andare qua dentro centinaia e centinaia di metri, a scendere in profondità, nel buio, ci voleva coraggio. Non avevano paura, sì, l'avevano, però la fiducia e il coraggio vinceva. E così anche voi, non abbiate paura. Non abbiate paura. Le parole di Gesù ci siano di consolazione. E ora vi do la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre buono, per intercessione di Santa Barbara, la donna coraggiosa e forte che ci rappresenta in questo momento, benedici queste persone, benedici questo luogo. Concedi che diventi veramente un luogo di rinascita e un luogo di unità. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, grazie.